Oggi Ride TV vi porta a scoprire il mondo degli attacchi, la disciplina equestre che vede gareggiare i cavalli attaccati alle carrozze. Per documentare come si svolge una gara abbiamo visitato la 3 giorni organizzata all'Ippodromo Sant'Artemio di Treviso con la prima edizione di Ippodromo in Festa. Nella kermesse era inserita una gara della categoria amatoriale di attacchi che ha destato la curiosità di molti visitatori. Presidente, come si svolge una gara di attacchi? Una gara di attacchi spesso può essere anche complessa, fatta da 3 prove. Quella che stiamo noi vedendo adesso è un tipo di prova fatta su un percorso disegnato con dei passaggi obbligati che sono i coni con le palline sopra, e in questo caso sono stati inseriti anche dei passaggi complessi fatti con balloni di paglia. Questa terza prova può essere concepita come appunto la terza prova di un completo che normalmente una gara regolamentare nel settore agonistico è composta dalla prima prova di dressage, la seconda di prova di campagna e la terza di coni. È una gara contro il tempo basata sulla precisione, infatti l'abbattimento di una pallina dal cono comporta una penalità di 5 punti. Ma qual è il ruolo dei 2 atleti in carrozza? Storicamente si è determinato la presenza di 2 figure base, che uno è che in italiano si dice guidatore, ormai però in gergo si dice driver, e l'aiutante che in gergo si dice groom, sono parole inglesi derivate dall'inglese, che però stanno a significare il driver è il pilota, colui che guida, che ha in mano il mezzo, che guida anche il motore, che in questo caso è il cavallo, mentre il groom è l'aiutante che nello sport serve anche per controbilanciare nelle curve in particolare la carrozza per evitare appunto ribaltamenti o quant'altro. Sono 2 figure essenziali perché non si può gareggiare senza queste 2 figure, anzi nei tiri a 4, come probabilmente vedrete anche in questo servizio, i groom devono essere 2 perché con 4 cavalli gli aiutanti devono essere 2. Compito di queste iniziative dedicate al settore amatori è l'allargamento della base dei praticanti e in particolare l'avvicinamento agli attacchi dei giovani. Il nostro compito è quello di aprire le porte, creare occasioni facili perché gli appassionati, soprattutto quelli che si avvicinano la prima volta a questa disciplina, abbiano la possibilità, le occasioni per provare a cominciare a arrivare in gara con una propria carrozza, un proprio cavallo e quant'altro. L'obiettivo principale ovviamente è quello di fare divertire in modo tale che chi viene per la prima volta si diverte e passi una giornata divertente. Questo consente anche a molti bambini di entrare in questo mondo che è essenziale per il futuro dello sport degli attacchi, non solo italiano e di tutti gli sport, e quindi con questa formula riusciamo a portare in gara tanti bambini con i loro ponini che cominciano a frequentare questo sport e, lasciatemelo dire, anche un ambiente sano. E un giovane praticante l'abbiamo incontrato, Raul, che a soli 8 anni conduce il suo pony Attila. E come mai ti sei avvicinato a questa disciplina, a questo sport? Perché mi piace. Ti diverti? Sì. E il tuo cavallo com'è? Buono? Tranquillo? È bravo, è buono e tranquillo. Risponde ai comandi? Sì. Come fai a guidare? Gira a destra e gira a sinistra. Per fermarlo? Tira indietro. Ospite della gara un driver d'eccezione, Matteo Pellizzer, che ha portato in esibizione sia il tiro a 4 con i muli che la splendida quadriglia di cavalli. E a un esperto come Matteo abbiamo chiesto come si guida una carrozza con il tiro a 4. Comincio a girare. Per girare i cavalli naturalmente devo girare prima gli anteriori e poi i posteriori. Gli anteriori di volata, usiamo il termine tecnico, ho un fiocco nella mano destra e quindi è l'accorcio delle redini della volata in questo caso. Procede attraverso, libero il fiocco piano piano e andiamo a metterli nel dritto. Recupero la guida. Questa è una guida sportiva a 2 mani. I groom per il tiro a 4 sono 2, uno alle spalle, però un primo piano c'è da fare anche al ragazzo in fondo lì che è molto bravo e devono seguire perché normalmente uno tiene la volata e uno tiene i timonieri. La volata sono i 2 davanti, i timonieri sono i 2 a fianco alla carrozza. E diamo voce perché naturalmente i primi 2 non si toccano con la frusta ma devono andare a voce. Quindi aumentiamo l'andatura, via, via. Da un po'
di impulso i posteriori, libero la volata, sono gli anteriori, recupero in curva, sempre voce. Il mio ruolo è cercare di tenere un'andatura costante e non interrompere, perché ogni volta che c'è una fermata e una ripartenza, che questo percorso era abbastanza tosto, i cavalli naturalmente perdi un po' di guida sugli anteriori e devono saper loro dove andare, quindi il mio ruolo è più o meno indirizzare i cavalli. Una disciplina davvero spettacolare che sicuramente non mancherà di appassionare nuovi praticanti tra gli amanti dell'equitazione.